Ciao Lori, ciao. Lori che sembri proprio di Nuoro, come lo dico io. Lori, una showgirl, una femme fatale, una tomber des hommes, un caprice de Dieu, uno champignon, un tartufon, mezza mia, vu, e la festa la plus bon. Scusatemi, è partito il traduttore automatico di Google. Allora, io e Lori abbiamo tantissime cose in comune. Lori, vado io ad elencarle, visto che tu non puoi. Io provengo da un'isola, tu ci sei stata in qualche modo. Lei ha avuto tantissimi uomini interessanti, a me interessava uno, che però a cui io non interessavo, poi non era neanche tanto interessante. Vabbè, una storia interessante che adesso non vi racconto. Lei faceva drive-in e io lo guardavo, lei si faceva Eric Clapton e io lo ascoltavo e non andavo ai corsi di inglese, come è chiaro. Lei frequentava il miliardario Cassoggi che le regalò un rubino. Io frequentavo un idraulico un siciliano che mi regalò un rubinetto. Cassoggi, ti ricordi, ti faceva trovare sempre tantissime scarpe di Dior come regalo. A me quest'uomo mi faceva trovare di solito delle scarpe con plantare ortopedico, delle antinfortunistiche con punta in ferro e degli zoccoli bianchi traforati da infermiera al dottor Scholz, e ci andavo in giro io. Lori, questo è il sondaggio che abbiamo commissionato a tuo riguardo. Lei in TV preferiva le maggiorate degli anni 80 o le minorate dei giorni nostri? Fortunatamente l'80%, no, il 90% abbondante preferisce le maggiorate degli anni 80. Ancora una volta però voglio fare una riflessione, perché le donne qua sono discriminate, perché questa domanda un po' bieca mi dà lo spunto per fare riflessioni in qualche modo anche più profonde, perché le dimensioni del seno, cara Lori, sono chiare. Un uomo capisce subito se una donna può interessare in base anche a quelle, eventualmente non fosse molto profondo. Ma noi certe cose legate alle dimensioni degli uomini li scopriamo soltanto a un certo punto e non parte nessuna diapositiva a riguardo. A noi donne ci tocca comprare a scatola chiusa, come la sorpresa dei Kinder, e vi ricordo che la sorpresa dei Kinder è comunque piccola. E non soltanto però voglio dire questo, perché invece noi donne siamo più profonde, guardiamo altre cose, ci facciamo affascinare da uno sguardo, dai capelli sale e pepe, come il portamento della bocca, del naso. Infatti anche Vicky, una donna molto profonda, la prima cosa che guardi in un uomo sono gli occhi. Per esempio anche di Rocco Siffredi, proprio a lei piace lo sguardo, l'ha sempre dichiarato. Seconda domanda, in qualche modo a te affine, assolutamente a te affine: chi le ha più grosse, Lori Del Santo o Carmen Russo? Carmen Russo per il 77%, comunque a livello visivo lei, diciamo, ha questa immagine che la precede. Allora, che i nostri sondaggisti siano degli uomini e neanche tanto intelligenti, la cosa è chiara, però questo dimostra anche ancora una volta che per gli uomini è tutta una questione di competizione, sempre, però è sempre una questione di chi vince qualche gara. Invece noi donne siamo diverse, noi donne siamo solidali, siamo amiche, non diremo mai delle cose brutte l'una dell'altra. Io non direi mai, neanche sotto tortura, che se i seni fossero delle armi, Vicky sparerebbe ai passerotti e io affonderei le navi da crociera come un cannone proprio. Ecco un'altra domanda, giusto pronta per te. Lori ha scritto che l'amore rende idioti. Lei è innamorato? No, per il 38%, dà risposte incomprensibili, ride forte, fischia come le marmotte o sborta in sonori pernacchi alternati a pianti, il 61%. Allora l'amore rende idioti, e mi sembra chiaro che voi siete molto innamorate, comunque è quello che voglio sperare, anche perché la sfumatura è diversa. Ultima domanda, Lori sa preparare una cena per 20 persone, secondo lei Lori sa fare anche la porchetta? Sì per l'88%, no per il 12%, Lori sa farla sicuramente, del resto chi non sa fare la porchetta? Io stessa la faccio. Io stessa la faccio al forno con patate, tu sei invece veneta, la farai sicuramente in un altro modo, con i tondini di cipolla e la salvia, non saprei. E anche Vicky sa fare la porchetta, non aggiungo altro. Siete veramente maliziosi, anche maiali direi. Io adesso ti aspetto là che c'ho la trippa di Maurizio Costanzo sul fuoco.